Questo lavoro si chiama La Cameriera di Poesia ed è letteralmente un ristorante di poesia itinerante in cuffia, ci sono le cuffie lì, dal vivo. Per cui le persone o ordinano dal menù come al ristorante, ci sono gli antipasti, piatti unici, dolci, e sono tutte cose da ascoltare, oppure faccio un menù degustazione come al ristorante. E poi gli do delle cuffie e si accomodano negli spazi che sono stati apparecchiati, possono stare distesi o seduti e per circa un'oretta si lasciano coccolare, diciamo, dalla mia voce e dai suoni che ascoltano. Ma di solito sono molto felici, spesso finisce che... Beh, qui in verità c'è stato, secondo me, più perché si sentivano di doverlo fare, anche perché erano contenti, però spesso finisce anche senza un applauso, nel senso che rimangono in uno stato di abbandono e di rilassamento per qualche minuto e poi lentamente ritornano alla vita normale. È un po' come essere massaggiati dalla voce, dalle parole. È proprio un abbandono all'ascolto. Sono padovana e ho iniziato con la fotografia, per l'appunto. Questa che ho portato è la mia prima mostra di foto, una parte della mia prima mostra di foto. E ho iniziato con le foto, poi è arrivata la danza, poi il teatro, ho lavorato col TAM Teatro Musica per diversi anni e dal 2011 ho creato la Cameriera di Poesia nel 2011 e ho iniziato questo percorso personale, diciamo, sulla parola con la Cameriera di Poesia, poi ho iniziato a scrivere le parole sotto sale, che sono un vocabolario, un piccolo vocabolario che dall'anno scorso è stato pubblicato con Anima Mundi. E lo scrivo dal 2013, in verità all'inizio l'avevo pubblicato io e poi faccio, vabbè, ci sono diciamo diverse cose legate alla parola, faccio Nostra Signora dei Palloncini in cui regalo le parole a chi incontro per le città camminando, un percorso sulla parola, adesso si è concentrato su questo. Devo dire che ho portato queste foto perché non sarei arrivata, credo, a scrivere le parole sotto sale se non avessi prima lavorato sul corpo, sui dettagli del corpo, trasformando parti del corpo in forme astratte. Perché è un po' la stessa cosa che faccio con le parole, le guardo come una fotografa, non come una studiosa.